Siamo con Bruno Sgaria al termine della parete col Giovinazzo, insomma ci siamo lasciati alle spalle, un girone di andata un po' sfortunato per te. Che sensazione è stata tornare là nella tua gabbia ed essere finalmente a disposizione? Beh, sicuramente dopo 3 mesi, il giorno di andata intero che sono stato in panchina, giocare oggi è stato molto emozionante e molto divertente anche, devo dire. Infatti ringrazio la squadra per avermi aiutato anche in questo periodo un po' così e niente, dai, speriamo che continui così adesso la stagione. Si è iniziato con un clean sheet, quindi insomma neanche male da quel punto di vista lì. È stata una partita secondo me giocata in maniera intelligente da parte della squadra. Sì, sì, era un obiettivo che il mister ci ha dato, quello di finire a zero e siamo riusciti a rispettarlo, meno male. E sicuramente sia stata una partita la prima dopo le vacanze di Natale, quindi bisogna anche un attimo ingranare, però tutto sommato dai, possiamo ritenerci soddisfatti. Adesso per te insomma ti vedo col sorriso e mi fa piacere perché insomma non sono state settimane e mesi facili quelli passati fino adesso. Da adesso bisogna solo tirarsi su e puntare a un finale di stagione in crescendo perché ci sono tantissimi obiettivi da perseguire. Sì, sì, beh, sicuramente adesso ci saranno tantissime partite già qua a gennaio e insomma ecco dai, cercherò di dare la mia mano alla squadra, che ce la giochiamo con Stefano e quindi dai, è una buonissima cosa che siamo qua io e lui, una rivalità sanissima, amici sia in campo che fuori e ci divertiamo, speriamo di divertirci fino in fondo, ecco dai. E allora con il sorriso di Bruno Sgaria ci chiudiamo qui, vi facciamo in bocca al lupo a Bruno e al Trissino.